Desideri, quanti desideri dentro di noi. Desideri che non riusciamo a mandare via. Desideri che bruciano dentro. È meglio cambiare subito tutto, ricercare il bello, eliminare il brutto, mettersi il passato alle spalle senza alcun dubbio. Meglio rifarsi una vita, pensare al proprio futuro. Il mondo riesce a sporcare persino chi ha il cuore puro. Simone lo sa e questo lo fa soffrire. Vuole allontanarsi dalle insidie e dalle invidie. Non vuole perdere tempo dietro a chiacchiere da bar. Decide di partire, di cambiare realtà. Bagagli fatti alla svelta, quanti pensieri nella testa. Questa vita va di fretta, è l'ora della partenza. Basta nulla per finire in balia della pazzia. Quanto è difficile trovare la propria via. Simone arriva a Roma, si sente finalmente vivo. Diventare uno sceneggiatore è il suo obiettivo. Quante rinunce per essere dov'è adesso. Non dorme, sta sveglio, si tiene tutto dentro. Il fuoco di Simone è il fuoco di tutti coloro i quali hanno un sogno più forte dei dubbi. Un fuoco che brucia dentro e non fa dormire. Un fuoco che rischia di fare impazzire. Il fuoco di Simone è il fuoco di tutti coloro i quali hanno un sogno più forte dei dubbi. Un fuoco che brucia dentro e non fa dormire. Un fuoco che rischia di fare impazzire. Tra i passanti distratti Simone lesto cammina. Non può perdere neanche un secondo stamattina. Passeranno finalmente a trovarlo i genitori. Quanto è difficile gestire certe emozioni. La madre Marta da sempre precaria fa la segretaria. Il padre Mario carpentiere, che vita villana. Tanti sacrifici dei padroni, manco grazie. Le loro facce son deluse, sono affrante e sfatte. Simone li abbraccia quando li vede. Per mantenersi lavora tutte le sere, in ciò che fa ci crede. Sta progettando un cortometraggio, la vita è un viaggio e a lui per affrontarlo non manca il coraggio. C'è un concorso a luglio, siamo ancora a maggio. Simone vuole provarci, si sta preparando. Vuole lasciare il segno, vuole emergere. La fatica è tanta, ma lui non vuole cedere. Il fuoco di Simone è il fuoco di tutti coloro i quali hanno un sogno più forte dei dubbi. Un fuoco che brucia dentro e non fa dormire. Un fuoco che rischia di fare impazzire. Il fuoco di Simone è il fuoco di tutti coloro i quali hanno un sogno più forte dei dubbi. Un fuoco che brucia dentro e non fa dormire. Un fuoco che rischia di fare impazzire. Mesi di lavoro, forse è nato quanto si è impegnato. Non si è mai fermato, per Simone il momento è arrivato. Al concorso sono tanti partecipanti, tutti agguerriti, tutti pieni di buoni contatti. Simone invece ha solamente la sua buona idea. Il suo cortometraggio si ispira alla Medea. La tematica è forte, forse troppo cruda. C'è chi lo sfotte e gli dice: vuoi far paura? Simone resta zitto, non dà peso alle provocazioni. Sa incassare i colpi bassi e le delusioni. Sa giocarsi le sue carte, non demorde mai. Dentro sé si ripete: ce la farai. La giuria ha visto in lui qualcosa di speciale. Vince il primo premio, qualcosa inizia a cambiare. Simone è felice, ma non si vuole adagiare. Un nuovo viaggio lo attende, è l'ora di andare, è l'ora. Il fuoco di Simone è il fuoco di tutti coloro i quali hanno un sogno più forte dei dubbi. Un fuoco che brucia dentro e non fa dormire. Un fuoco che rischia di fare impazzire. Il fuoco di Simone è il fuoco di tutti coloro i quali hanno un sogno più forte dei dubbi. Un fuoco che brucia dentro e non fa dormire. Un fuoco che rischia di fare impazzire. Il galantuomo disilluso nota i posteri anche come Scerbanenko delle rime.